Buongiorno, nella splendida cornice della Scuola Grande di San Teodoro ospitiamo questo artista straniero per l'Italia, Peter Nussbaum, che ci offre una opera importante. È la prima volta che conosco questo artista e devo dire che è affascinante. La scelta dei colori, i blu che richiamano anche i canali, le acque veneziane, i rossi che possono ricordare i palazzi di questa città qua, il tutto costruito in una armonica elevazione verso l'alto. Quest'opera mi ha fatto pensare anche allo spazio. C'è una costellazione che si chiama Le Colonne e proprio una aspirazione per andare oltre, e la sua opera da questo punto base in cui sembra iniziare si staglia come una freccia verso l'alto. Grazie a questo artista, quindi quest'opera è un'opera che ci permette di proseguire una conoscenza di questo artista, una aspirazione verso lo spazio e un equilibrio in questo mondo che è apparentemente fragile e disconnesso. Questo artista ci dà la stabilità anche malgrado la tendenza verso l'alto. Grazie.